Allora sì, la mia passione per questo sport intanto è molto grande, deve essere molto grande perché per fare comunque 3 discipline in un'unica gara ci vuole tanta passione, tanti allenamenti e diciamo che mi alleno 2 o 3 volte ogni giorno e quindi è molto impegnativo, però mi piace proprio perché è molto vario. Io ho iniziato con il nuoto, inizialmente facevo nuoto sempre agonistico ad alto livello, poi mi sono un po' stufata insomma della monotonia del nuoto, dell'acqua, della vasca e sono passata a questa triplice disciplina e me ne sono subito innamorata. E di questo sport mi piace soprattutto il fatto che sia appunto vario, quindi la varietà, il fatto di fare tanti allenamenti sì, però variare e soprattutto anche il fatto che siamo veramente tutti molto uniti, sia quando faccio le gare in Italia sia all'estero, c'è sempre un momento di condivisione con gli altri atleti, confronto, quindi in gara sei avversario, però poi siamo tutti amici. Cosa vuol dire per te affrontare una gara? Significa tutto, affrontare una gara per me è vita e dare il meglio di me in una disciplina che amo, perché in acqua mi sento me stessa e riesco a esprimermi nel miglior modo possibile e comunque anche rendere felici chi mi sostiene tutti i giorni. Com'è nata questa passione? È nata fin da piccola, prima era come una forma di terapia e dopo è tutto diventato come uno sport agonistico, è da lì che è poi partito, da una semplice terapia, ma che comunque a me piaceva stare in acqua e nuotare perché mi rendeva libera, mi rendeva la Xenia che era. E la cosa più importante è che nel nuoto non si usano per nuotare carrozzine o protesi, proprio l'atleta è quello che è. L'evoluzione dello sport paraolimpico come lo stai vedendo in questi anni? Sta crescendo molto, tanti nuovi ragazzi, soprattutto giovani, ma anche grazie all'aiuto anche dei gruppi sportivi. Io sono anche un agente della polizia penitenziaria del gruppo sportivo Fiamme Azzurre che ci aiutano tanto grazie all'onorevole Giuseppina Versace che grazie a lei molti di noi adesso sono arruolati e hanno questa bella possibilità che non solo fanno sport ma anche un domani quando finiamo la nostra carriera sportiva possiamo decidere se congedarci oppure continuare il nostro ruolo attivo nelle forze dell'ordine. Buonasera, il movimento è in continua evoluzione e ci sono un sacco di novità dovute anche ai successi sportivi recenti. Ricordo il meraviglioso bronzo conquistato dalla nazionale di Power Chair Football a settembre che ci ha candidati alla partecipazione del mondiale il prossimo anno ad ottobre in Argentina, evento e successo storico, e anche al recente successo in Olanda della nazionale di Power Chair Hockey che ha portato a casa un ottimo secondo posto che ben fa sperare per il mondiale che ci vedrà impegnati a maggio con il Power Chair Hockey in Finlandia. C'è molto da lavorare e i nostri sport, come tutti gli altri sport, sono in continua evoluzione. Chiaramente rispettando i tempi e le forme c'è sempre molto lavoro da fare e serve l'impegno di tutti, perché come detto questa sera al Gran Galà dello Sport Paralimpico qui in Veneto, le vittorie e le medaglie, i successi che si conquistano i singoli atleti devono essere condivisi con tutto il lavoro che c'è dietro di preparazione fatto da tecnici, federazioni, società, dirigenti, accompagnatori e tutti coloro che si prestano come un'unica grande squadra a lavorare e a volersi migliorare.